Avremo tante risorse e che i comuni di questa provincia, della provincia di Treviso in particolare, vogliono utilizzarli al meglio. Soprattutto vogliono fare in modo di essere rapidi, veloci nel prendere queste risorse e nell'utilizzarle nel miglior modo possibile. Presenti oltre 300 persone al vertice sul PNRR, tenutosi alla sede della provincia di Treviso, per fare il punto sui tempi e modi di utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Qui usciranno bandi e usciranno prestissimo, di qui a qualche mese e entro il 2022, il primo semestre, usciranno tutti. Quindi bisogna fare progetti, bisogna avere un parco progetti pronto per poter attingere a quelle risorse. È tutta qua la sfida, quella di fare i progetti subito. La partita del PNRR si vince tutti insieme, a maggior ragione se la posta in palio riguarda il futuro dei comuni di tutta la provincia trevigiana, ai quali viene chiesto di fare squadra e presentare progetti che spaziano dal sociale all'urbanistica e all'istruzione. I comuni devono tra di loro aggregarsi per fare un minimo di base comune per poter poi accedere a questi fondi e ai bandi, no? Perché i bandi a volte magari prevedono minimo 15.000 abitanti, quindi è ovvio che i comuni da soli non potranno più fare nulla. La parola chiave è aggregazione, non possiamo più agire come singoli comuni, saremo anche appunto, abbiamo chiesto anche l'assistenza del centro studi appunto come assistenza tecnica, come formazione del personale tecnico e amministrativo e appunto anche come informazioni, quindi ricevere quelli che sono gli aggiornamenti.